Eder. Mech. Pallister. Ha tirato fuori le bici dalla macchina, mi dice che il sabato andrà a fare un trasloco della sua carissima amica a Gorizia. Quando è venuto qua da me l'ha detto, aiutare un'amica da San Lorenzo a Gorizia. Questa mia amica, che viveva in un paese, diciamo, di una ventina di chilometri da Gorizia, ha comprato un appartamento e mi ha detto c'è tanta roba da gettare negli appositi centri. L'ho aiutata a fare questo trasloco, dai. Quindi i sedili della tua auto non c'erano perché hai aiutato una tua amica a fare un trasloco. I sedili di dietro non c'erano mai perché avevo già tolti da mesi perché per metterle dentro le biciclette per andare in giro dovevo togliere assolutamente i sedili. Esatto, come un giocatore di calcio che ha un sostituto in panchina, tu hai sempre una seconda versione pronta da far entrare in campo all'occorrenza. Silvio, secondo te come mai è rimasta la luce accesa a casa di Liliana la mattina del 14? Come qualcuno ha portato dentro qualche cosa per far vedere che lei non è uscita, tipo non so, la borsa, e qualcuno ha dimenticato la luce accesa, qualcuno aveva le chiavi. Liliana non avrebbe mai preso quelle chiavi con lo spaghetto. Lì c'aveva una L come portachiave. Perché avrebbe dovuto prendere quello? Quando io gli chiedo ma tu pensi che abbia un amante? Lui mi dice può essere, ma se ne poteva parlare. Sebastiano secondo te sapeva già del rapporto tra Liliana e Claudio? Ma certo che sapeva, perché quando uno con la moglie scomparsa ti prende il cellulare e ti dice sta tutto nei cellulari, perché lui sapeva che c'erano i messaggi, però lui non sapeva che Claudio gli avrebbe rotto le uova nel paniere. Io li chiamo la banda degli onesti, perciò per me sono gli onesti, capito? Che si sono messi insieme e fanno gli onesti. Quello che non sopporto è dare per scontato che noi siamo il club, il gruppo dei bugiardi. Bene, io sono orgoglioso di far parte della banda. Esatto. Noi siamo la banda di che banda fa parte? Dei onesti. Disonesti? Fuori legge? Sono pienamente d'accordo anch'io con loro, anch'io voglio la verità. Non è questione di odio, ognuno ha le sue idee e le sue teorie. E ognuno dice un suo pensiero, una sua cosa. Io dico quello che io ho vissuto in questi 2 anni, quello che ho passato in questi 2 anni. Anche sul discorso dei sedili dell'auto smontati hai proposto più di una versione. Sono 2 cose completamente diverse, cioè la questione dei sedili dietro io li avevo sempre tolti per mettere le biciclette quando andavamo io e Liliana, e questi sedili sono rimasti a casa mia. Non sono mai stato, anche adesso. Adesso per esempio li ho messi dentro che la macchina è ancora lì, cioè buttati lì, non legati. Invece in quell'altra del trasloco io avevo spostato anche, c'era un sedile, adesso non mi ricordo, davanti che dovevo caricare un grande materasso, una cosa, ho dovuto togliere anche quello davanti. Sebastiano, tu sapevi già del rapporto tra Lilli e Claudio? Assolutamente no, io non sapevo di questa cosa, non lo sapevano neanche loro, la storia di Sterpini. Io non so a quale titolo questo signore parla di questo amore, di questa storia. Ovviamente tu non pedinavi Claudio e Liliana, vero? Assolutamente no, sono sempre loro che dicono queste cose, che cerchiamo di capirci un po'. Dai, per favore, lo capiscono tutti queste cose qua. Quello che mi interessa a me è che la procura, gli inquirenti abbiano visualizzato tutte le cose, avranno visualizzato le mie celle telefoniche dove mi spostavo qua e là. La tua GoPro era sincronizzata col cellulare, quindi aveva l'orario automatico dato dal cellulare, oppure lo potevi inserire tu in fase di editing? No, la sincronizzazione io la faccio dopo, quando devo scaricare tutti i video lo passo sul telefono. E io la telecamera ce l'avevo sul manubrio, su un sostegno suo. Una semplice considerazione sui tempi e sul percorso alibi di Sebastiano la mattina del 14. Il suo cellulare aggancia la cella telefonica di Corso Italia, Galleria Rossoni, via Carducci, via Battisti alle 9,04. Aggancia poi la cella di via Donadoni alle 9,12. Questi sono dati oggettivi. Per raggiungere via Donadoni da Corso Italia ci sono in sostanza 2 percorsi, Corso Psagoldoni largo Barriera Vecchia di 5-6 minuti, oppure corso via Battisti via Rossetti di 4-5 minuti.
Se dalla galleria Rossoni Sebastiano avesse fatto il percorso più naturale tirando dritto per Psa Goldoni largo Barriera Vecchia, nel caso non si fosse fermato per la consegna, avrebbe agganciato la cella di via Donadoni prima delle 9,12, nel caso opposto invece l'avrebbe agganciata dopo le 9,12. Se non si è fermato alla Pescheria Rossoni come sembra, allora da Corso Italia avrebbe potuto prendere l'altro itinerario, ovvero girare a sinistra, imboccare via Imbrani, via Battisti e avrebbe potuto così incrociare Lilli in via Battisti Alta alle 9,08, da lì, girando poi in via Rossetti, avrebbe potuto raggiungere la cella Donadoni proprio alle ore 9,12. Ovviamente, come sai, percorso e tempi sono reperibili da Google Maps e questi sono solo calcoli teorici. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.